Prima delle ultime elezioni regionali nel Veneto è stata abbassata l'addizionale IRPEF dall'1,4 allo 0,9 per i redditi al di sopra dei 29.500 euro. Qualcuno ha fatto polemica, ha detto che non occorreva, si poteva spostare il tetto a 50.000, era sufficiente, ci sarebbero così mantenute delle risorse che erano utili per esempio per l'assistenza ai non autosufficienti e ad altre categorie svantaggiate. Fatto sta che molti l'hanno considerato una manovra preelettorale, anch'io per dire la verità ero di questo parere, sono di questo parere. Adesso si parla di reintrodurla perché nel frattempo lo Stato italiano ha tagliato 350 milioni di euro. Cos'è che si ricaverà da questa manovra reintroducendo quello 0,5, riportandolo all'1,4? Beh, si ricaverà qualcosa come 150-160 milioni di euro. E cosa pagheranno i cittadini? Ecco, perché la gente si renda conto. Beh, chi ha 30.000 euro, zero, ma chi ha 35.175 euro anno, chi ne ha 50.250, chi ne ha 80.400, chi ne ha 100.500, a questo punto sarebbe il caso di fermarsi, che sono pochissimi i veneti che dichiarano più di 100.000 euro, ma vi tolgo la curiosità. Chi ha un reddito di 200.000 pagherà 1.000 euro in più. Non è un grande salasso, però c'è anche qualcuno che sostiene che non è il caso di reintrodurla, perché così non si impara a risparmiare sulla gestione burocratica. Vedremo.